Buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea e benvenuti anche per questa puntata in questo afoso caldo di luglio. Questa è la nostra piattaforma che trasmette su Facebook, su YouTube e su Twitter. Io sono Donato Rinaldi, con me c'è Nicola Tufaro, il referente regionale di Officina Mediterranea Calabria. Ciao Nicola. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo su queste piattaforme e tutti coloro che ci seguiranno per ovvie ragioni in differita. Questa puntata è dedicata, come sapete, al poeta Antonio Spagnolo, uno dei più grandi poeti di Napoli, viventi. E però prima di passare la linea ai nostri protagonisti, cedo la linea un attimo a Nicola Tufaro, che ci vuole dire una cosa molto importante. Grazie a tutti e buonasera. No, niente, io vi rubo giusto qualche minuto per un ricordo, perché nel mio paese, che è Rocca Imperiale, è venuto a mancare un giovane ragazzo, e quindi ho deciso di dedicargli questo piccolo spazio, questo piccolo momento, dedicandogli una poesia di una nostra amica, che anche lei è venuta a mancare un po' di tempo fa. E quindi volevo lasciare questo ricordo, perché questo ragazzo aveva solo 15 anni. Era un po' che non lo vedevo, ma questo non ha ridimensionato la mia reazione, come credo quella di tanti altri che nel paese lo conoscevano e anche di quelli che non lo conoscevano. La morte di un ragazzo così giovane lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui, per l'interruzione di tutto quello che era il suo progetto di vita. Poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, per le sorelle, per i parenti e poi per tutti noi, che meno vicini siamo, ma comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità. Ognuno viene toccato nell'affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani, in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a rifletterci, a interrogarci, a ricercare un senso in questa perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po' di futuro e di fiducia in tutti noi. Quando si ci mette a riprendersi da un lutto, dipende da tante cose, da quando erano importanti, da quando la perdita sia più o meno nell'ordine delle cose, da quante forze si hanno. Il lutto per un figlio forse non finisce mai, si può solo imparare a sopportarlo. Quindi, cari genitori, vi auguro di trovare la forza. Ciao Vincenzo, un abbraccio da me, da chiunque sta lontano, che in questo momento non può essere nel paese, non può seguire il funerale. Un abbraccio anche da tutto lo staff di Officina Mediterranea. Ti dedico questa poesia. Ciao Vincenzo. Ci sono fiori fragili che non reggono i venti di questo mondo. Ci sono teneri germogli che di foglie potrebbero vestire alberi se la furiosa tempesta non li strappasse prima di aprire le proprie gemme, per offrirle ad un sole dai raggi accecanti. Ci sono boccioli di rose che i propri petali chiudono per non farli appassire tra uragani e venti. Ci sono spighe di chicchi di grano
che a nuove tempeste non resisteranno. Ci sono vite che ritorno non avranno, in un mare in tempesta che bonaccia invocheranno. Nel riposo divino, nella fede risorgeranno. Buonasera, buonasera a tutti. Sono Cristina Tondo e mi spiace dopo questa introduzione un po' dolorosa per la perdita di questo ragazzo e introduciamo invece una nuova trasmissione con un poeta che voi già conoscete, Antonio Spagnuolo. È di origine napoletana ed è anche, l'ha detto anche Donato all'inizio, è un grande poeta, uno dei più grandi poeti, almeno napoletani, che esistono ancora oggi. Ha prodotto tante poesie, tanti scritti e lo ascolteremo in questa puntata. La presentazione del nostro poeta sarà dedicata e fatta da Maria Rita Bozzetti, anche lei una poetessa. Chi meglio di lei può anche interpretare il pensiero e la poesia di Antonio Spagnuolo. Il libro che esamineremo questa sera, che esaminerà e presenterà Maria Rita Bozzetti, ha il titolo Futili arpeggi. È l'ultimo dei 40 libri finora scritti, e sono tanti, una grande produzione da parte di Antonio Spagnuolo. E ora siamo ancora nell'anteprima, soltanto che vorremmo, io già lo dico, nella volta scorsa c'è stata qualcuno che ha sollecitato l'intervento da parte del poeta, non solo di intervenire, certamente, questo sì, di rispondere alle domande di chi lo intervista, ma anche di leggere qualche poesia. Io sono qui per leggere le poesie del poeta, però è chiaro che gli ascoltatori apprezzano e desiderano questo regalo di avere almeno qualche poesia letta dal protagonista che è Antonio Spagnuolo. Inizieremo adesso, quando finisce l'anteprima, inizieremo con la lettura di 3 poesie, poi ci sarà l'intervista della poetessa Maria Rita Bozzetti a Antonio Spagnuolo, poi ci sarà la lettura di altre 3 poesie, magari con l'intervento del poeta Antonio Spagnuolo, poi ritornerà di nuovo Maria Rita Bozzetti e termineranno con altre 3 poesie, eventualmente qualcuna letta anche dal nostro poeta. Lasciamo presentare i 2 protagonisti, cioè sia la poetessa Maria Rita Bozzetti, ma il protagonista soprattutto della serata che è Antonio Spagnuolo, e poi dopo daremo la sigla. Presentati. Buonasera, sono Maria Rita Bozzetti, sono come il maestro Spagnuolo, lo chiamo maestro perché ha scritto tanti libri, è molto bravo, ha ricevuto tanti premi, quindi automaticamente diventa maestro. Come lui sono medico, ma questo non mi ha impedito di avere questa grande passione per la poesia, questo rispondere a questa creatività poetica. Ecco, in questo mi sento simile al maestro. Buonasera. Allora Donato, puoi mandare la sigla e ci vediamo subito dopo. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna resto io me che ti scorre in la cuore quando non riesci a dormire.
Allora riprendiamo di nuovo la trasmissione, entriamo nel merito e nel vivo della trasmissione. Mi ero scordata di dire qualcosa sul poeta Antonio Spagnuolo, che ha scritto tanti libri ed ha avuto tanti premi, come ha detto la poetessa Maria Bozzetti, ma ha scritto non solo di poesia, ha scritto qualcosa sul teatro, ha scritto favole, è stato un autore molto prolifico, naturalmente soprattutto di poesia, ed è un poeta veramente molto raffinato. Io non leggo soltanto, non faccio una critica, però so benissimo, ho letto le sue poesie e spero di poterle interpretare nel migliore dei modi. Iniziamo. Scherzo. Il gioco è questo. Ogni mattina, falce, minaccia alle mie spalle sogghignando, nera e feroce, crede di carpirmi. Io mi difendo per un altro giorno e aspetto, balbettando qualche verso. La seconda poesia, Eppure. Eppure era soltanto l'altro ieri l'esame di licenza liceale. Eppure era soltanto l'altro ieri il primo bacio della nostra storia. Eppure era soltanto l'altro ieri il titolo acquisito di dottore. Eppure era soltanto l'altro ieri che ci sposammo col docile pastore. Eppure era soltanto l'altro ieri che venne al mondo il primo pargoletto. Eppure era soltanto l'altro ieri che festeggiammo 50 anniversari. Eppure era l'altro ieri che mi donasti un ultimo sorriso. Tutto si ferma, inesorabilmente, nel ricordo che spazza ogni mio ardore. Incido infine vertebre invecchiate, quasi per gioco, quasi per fermare quella strana vertigine che annulla. La terza poesia si intitola Dentro la poesia. Governare i marosi delle idee per sostenere il flusso di parole iridescenti al raggio di chimere e ricamate al gioco come il vento. Così la penna scivola, irrequieta, stregata dall'incanto di un pensiero. L'altrove è come anelito sfiorato, inquieto alla ricerca del sussurro che anela ad una sorta di abbandono. Sfugge realtà, strumenti e vibrazioni, cercando quel filone colorato che rinnova nel segno ogni pulsione. Ecco, il poeta inquieto e delirante nel sentimento che trema per le attese, proteso come il filo di aquilone, o clown cadenzando l'infinito. Fare poesia è attingere chimere, ipotesi di azzardo e di speranze, con ritmo serrato oltre il silenzio. E ora cerchiamo di leggere insieme questa poesia. Antonio Spagnuolo, con questa silloge, futili arpeggi, offre zattere di pensieri, su onde di immagini che riflettono profili in attrazione fisica e psichica, espressa nel campo magnetico dell'amore. Il poeta introduce il suo libro con la domanda: cos'è la poesia? Segue la sua risposta, che vuole dare un suo senso a quanto scrive, una lezione a chi vi si accosta. Moltissimi poeti hanno cercato di dare una risposta alla domanda cos'è la poesia.
e vediamo che un po' tutti si trovano in una difficoltà, perché la poesia, come le emozioni, sfugge. Così scrive Antonio. Molto spesso da più parti mi viene chiesto cosa sia mai la poesia, perché si scrive poesia, a chi è diretta la poesia, chi è un vero poeta. Confesso che sono quasi sempre imbarazzato perché al momento non so cosa rispondere di preciso e mi arrampico sugli specchi alla ricerca di definizioni accettabili e credibili. Eppure si scrive poesia da millenni e la poesia non è mai morta, ben vegeta verso dopo verso sulla bocca di cantori sempre pronti a declamare un canto. La poesia è principalmente musica, ritmo, e questa musica viene fuori da quel mistero che tutti noi conserviamo nel nostro subconscio, nel luogo segreto del pensiero, che avviluppa le nostre circonvoluzioni cerebrali e diviene canto. Il poeta, in un altro punto, continua a definire la poesia così. La poesia, con le sue radici vincolate spesso all'inconscio e al preconscio, resta vigorosamente un'immagine della mente, che nella sua espressione rimane pura. Ci sembra di abitare nell'anima, come in una camera o in una foresta. Ne attraversiamo gli spazi, ma misuriamo le dimensioni fisiche e spirituali. Ne ascoltiamo i rumori e le grida. E certamente qui sentiamo tutta la suggestione della poesia. Ho voluto aggiungere a questo pensiero del maestro spagnolo anche altre definizioni di poeti. Montale, per esempio, così definisce la poesia. La poesia è un mostro, è musica, fatta con parole e persino con idee. Nasce come nasce da un'intonazione iniziale che non si può prevedere prima che nasca il primo verso. Quindi la poesia è imprevedibile. Ascoltiamo cosa dice la nostra Szymborska, Wisława, la poetessa polacca che vinse il premio Nobel nel 1996. Nacque in Polonia nel 1923 e morì nel 2012. È una poesia piuttosto lunga, io ho estrapolato soltanto la parte finale. La poesia. Cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata già data in proposito, ma io non lo so. Non lo so. E mi aggrappo a questo come alla salvezza di un corrimano. Zakajewski, un poeta che è morto nel 2021, nato a Leopoli e morto in Cracovia, esprime una posizione che dà dell'ispirazione una ragione molto, molto forte. L'ispirazione poetica non è pura emozione, neppure sentimento, neppure astrazione, ma vera e propria forma di conoscenza, attenta e aderente al mondo. Questo sarà un concetto che verrà ripreso anche da Eliot, il quale diceva appunto che la poesia non è soltanto un'emozione epidermica, ma è tutto un mondo di conoscenza che passa dallo scrittore al lettore. Se la poesia è così, la poesia è autentica, è un movimento di conoscenza, mentre quando i poeti si limitano alla sensazione, allora è come se ci offrissero oggetti da natura morta. Ma quando le parole del poeta sono vibranti, è un'emozione, è tutto un mondo,
è un'esperienza che ci viene data. E fa pensare come questa torcia fiammeggiante che passa di mano dallo scrittore al lettore. Se chiedessero a me cosa penso della poesia, non certamente cosa sia, ma perché il vero senso non si arriva a conoscerlo, oserei dire che il poeta è come se creasse con le sue parole la sceneggiatura di un'emozione. Noi, seguendo i versi, entriamo nell'emozione, la viviamo, la sentiamo, la subiamo forse, e per questo cresciamo. Per qualcosa di non nostro diventa nostro. Qualcosa che non conoscevamo diventa esperienza nostra. Quindi la poesia potrebbe creare quasi la scenografia di un'emozione. E quando noi scriviamo, dettiamo non soltanto quello che è percepito epidermicamente, ma di quanto regna nel profondo. E quindi questa poesia racconta e chi legge vive l'emozione e si arricchisce. Ecco, vorrei domandare al maestro, lei che ha tanto scritto sulla poesia, vuole aggiungere qualcosa? Condivide queste parole, queste scelte fatte? Sì, ho ascoltato con grande interesse e veramente con molta emozione, perché hai riferito buona parte di quello che io ho scritto in prefazione all'ultimo volume, perché la poesia è anche rimane un mistero. In che senso un mistero? Viene praticata da più parti, viene letta da più parti, però è sempre tenuta a bada, nel senso che non viene accettata dalla maggioranza degli utenti. Difatti il pubblico della poesia, e questo me lo potete insegnare, è sempre un pubblico molto scarso, perché credo che non ci sia l'abitudine ad introdurre già scolasticamente alla poesia. E purtroppo vedo dal mio nipote, ecco, mettiamo già un esempio molto semplice, da un mio nipotino, l'ultimo nipotino che adesso fa la scuola media, non ha mai avuto dai professori l'invito a leggere una poesia. Quindi credo che ci sia una pecca proprio all'origine della nostra cultura. La poesia è musica, ecco, come lo dite proprio come intestazione di questa rubrica. La poesia è musica, la poesia è lo scandire delle sillabe in maniera ritmica e avvolge il nostro inconscio. Io dico che la sede anatomica della poesia, del verso, è sempre nel nostro subconscio, ossia il nostro subconscio accoglie immagini, figure, frasi, parole, chiude in un serbatoio e improvvisamente esplode con il verso. Io tengo molto all'endecasillabo, perché l'endecasillabo rimane, malgrado ci sia tanta poesia ormai scritta col verso al di fuori dell'endecasillabo, l'endecasillabo rimane il vero ritmo della poesia. Volevo soltanto, mi permette di sottolineare, mi dite sempre Antonio Spagnolo di Napoli. No, io non ho fatto altro in tutta la mia vita di poeta che lottare
contro il nord, che lottare contro le grandi case editrici che stanno sfornando dei volumi che non servono perfettamente a niente. E con grande piacere sono già 2 anni che, con il beneplacito di una giovanissima casa editrice, La Valle del Tempo, io dirigo la collana di poesie. La dirigo con molta severità perché voglio dimostrare ai signori del Nord, Einaudi, Mondadori, eccetera, che esiste veramente qualche autore che ha molto valore, anche se non è da loro accettato, perché loro stanno accettando in questo periodo soltanto la gran cassa. Bisogna essere nipoti di prelati, bisogna essere grandi calciatori, bisogna essere attori affermati, bisogna essere cantori, cantautori affermati, e loro pubblicano perché fa gran cassa, qualunque cosa scrivono. In ultimo, sempre per poter combattere con la editoria del Nord, con grande piacere vi preannuncio che, sempre per il beneplacito di questa bellissima casa editrice, La Valle del Tempo, a settembre risusciterà la mia rivista Prospettive Culturali, che negli anni 70-80 dello scorso secolo ha ospitato le migliori firme di quel tempo. Poi, per sempre, per quelle famose questioni economiche, e andò a chiudersi per impossibilità di continuare. Ora invece a settembre mi ha promesso l'editore che ripeterà l'edizione in una nuova veste, e io continuerò a combattere contro i mostri o contro i mulini a vento, come faceva Don Chisciotte della Mancia. Sono molto contenta di avere sottolineato l'importanza di questa domanda con cui è stato aperto il libro, perché mi ero reso conto proprio di questo desiderio del poeta di fare soffermare i lettori sul senso della poesia, forse anche per costringere quelli che sono un po' superficiali invece ad approfondire la parola poesia, che come ha detto. Poi, per quanto riguarda il nord, il sud, è sempre stato così. C'è sempre stata una guerra di quartiere. Il nord è nord, il sud è sud. Purtroppo loro coltivano un orto molto personale, sono chiusi. Non fanno entrare gli altri. No, assolutamente. Sono chiusi nella loro realtà, è un bunker, non entra. La Lega Lombarda è quella che mantiene in pugno l'editoria della poesia. Ci sono anche altre leghe, ci sono anche altre leghe. Comunque, io volevo soffermarmi, prima poi di leggere proprio la mia lettura personale sulle poesie, su questo, nella postfazione c'è un intervento del professor Carlo Di Lieto, dal titolo L'inconscio e l'agnezione dell'oltre, in cui ci sono riferimenti a libri precedenti, perché infatti è stata pubblicata nel 2023, con uno studio anche psicanalitico. E c'è una frase che mi ha molto colpito. Antonio prosciuga nella sua essenzialità il pensiero iconico relativo all'immagine, facendo emergere echi di un oltre inattingibile e cifre inquietanti di un'inconscia pulsione scopica. Mi ha colpito prosciuga nella sua essenzialità. Effettivamente, nella poesia del maestro Spagnuolo, noi non troviamo parole inutili. Non ci sono parole inutili. Tutto ciò che non serve viene a priori eliminato, oppure lui è talmente bravo, perché ormai la sua mente a priori sceglie i termini
che esprimono la sua emozione e quindi a priori mette solo le parole che hanno valore. Quindi questo fatto di prosciugare nell'essenzialità mi piace moltissimo, mi sembra un'icona che dovremmo un poco rispettare tutti di fronte a quelle poesie a volte molto lunghe in cui l'essenzialità è molto piccola. Inoltre sempre Carlo Di Lieto parla appunto di questo relazionare le immagini in questo rincorrersi, sovrapporsi e poi trasformarle secondo la sua personale osservazione. C'è quindi questa incontrollabile visionarietà creativa che procede per folgorazione e le visioni si fondono con il verso con un profondo contenuto onirico. Io dico la verità, quando ho letto questo ho collegato con l'Apocalisse di San Giovanni. L'Apocalisse di San Giovanni è uno di quei testi in cui si va avanti per folgorazioni, per visionarietà, con tutti i simboli e quindi uno viene sommerso da queste, no? Da queste immagini nuove, da queste immagini che fanno pensare. E così è anche nella poesia del maestro Spagnuolo, che noi abbiamo queste parole che quasi assumono una nuova veste, con degli agganci ad aggettivi diversi e che colpiscono, lasciano senza fiato. Cioè effettivamente è una poesia che fa camminare molto il pensiero, lo distrae, lo porta, diciamo è una poesia intensa, ecco, per dire effettivamente. Sempre in questa postfazione viene riportato anche quanto Alberto Asoro Rosa riporta della poesia di Spagnuolo nel dizionario della letteratura italiana del Novecento. Ci sono anche poi dei commenti del professore Pomiglio, ma qui saltiamo per... Quindi si può affermare che la visionarietà fa coesistere la sfera della conoscenza con quella inconscia e quindi a un certo momento si raggiungono queste vertigini. Ecco, io adesso lascio la parola alla... Leggi tu una poesia? Adesso è il momento della poesia, ce ne leggi una tu? Vabbè. Maestro Spagnolo. Dai, leggimi quella che mi piace, che volevo leggere io, Arpeggi. E qual è? È a pagina... Solfeggi, scusa. 29. 29. Pagina? Ma sempre a 29. Solfeggi. Solfeggi. La carne che bruciava anche le dita, insinuando smirigli, si annulla all'alba, trascinando le reni offerte al gioco. Silenzio che corrode le meningi per 1000 e 1000 storie nelle pagine gialle, come attesa che ti strugge e disarma sul punto evanescente degli amanti. Ultime stille a concentrare ricordi edulcorati in simboli fugaci. Affondo nell'eterno ad occhi chiusi, soffice abbandono per il corpo invecchiato. Arco all'ultima riga, quale chimera, rimbalza un desiderio che risale modesto, per osare solfeggi. Se voi invece voglio leggervi questa, io ho perso la mia compagna, mia moglie, da 12 anni. L'amore, quello che intendo io, è quello che intendeva anche lei. E l'amore sublime, quello che è più alto di ogni sentimento. Catene. Inseguo confuso la tua assenza, quasi fantasma lieve
al palpeggiare, per riaccendere il sesso corrusco che devastava richieste più scomposte, a spargere rimpianti come carne e un travisamento ad ogni segno, perché rispondi tra mirti d'argento con labbra in un debito peccato, ritornando a tempeste fuori meraviglie. Dissolta ogni incognita, un sanguinario fedele prestigio riprende occulte catene e mi impaura ogni dubbio. Va bene? Benissimo. Che dice questo qua? Michele De Simone? Autonomia differenziata, come dire? Si Prima può, si lascia provare. provando a È raccogliere... un problema, sì, è un argomento politico. Sì, è fatto. Se ne parla tanto in questi giorni, per oggi non era neanche il caso di dirlo, visto che si tratta di poesia, ogni occasione è buona per farsi sentire. Allora, devi leggere un'altra Non lo so. poesia? Vuoi che legga una sola? Leggi quella, la terza che avevamo. Fili. Sì. Il titolo è Fili ed è la prima poesia che compare nel libro. Ho appreso il canto argentato della sera con la semplice follia delle mie nostalgie ricamate con fili d'argento alle pareti. Ripetono un sussurro fianco a fianco nel tepore della malinconia, tra le porte che si affacciano sul nulla e gli armadi ormai vuoti, fra la nuda verità che si attorciglia su se stessa e il profilo che esclude confini, riprender fiato è come spaccare il cuore. Bravo. Bella. Allora, riprendo. Il titolo della silloge è Futili arpeggi. Futile, nel vocabolario Treccani, significa di poca importanza o frivolo. Perché di poca importanza? Forse in riferimento a sentimenti che si provano a tarda età e quasi non possono segnare nessuna svolta, perché la vita ha già fatto le sue scelte. Oppure frivolo, Antonio intende l'argomento? A me pare un tema che intensamente scuote il poeta, che vorrebbe non dare importanza a tale arpeggio, ma in realtà egli si lascia trascinare in un fiume di parole che creano intense suggestioni in un affanno che è l'ansia di chi percepisce il vento delle opportunità emozionali e vorrebbe correre con lui per cogliere della vita quanto sta sfuggendo. Arpeggio indica il modo naturale di esecuzione per alcuni strumenti a pizzico, come l'arpa, il liuto, la chitarra. Mi sembra naturale la scelta di uno strumento a pizzico in un napoletano come Antonio. Come parla d'amore una chitarra o parla Dio un'arpa, non ci sono strumenti più consoni. Pare di sentire e sfuggire dal libro qualche accordo in un abbraccio con le parole per continuare a significare una passione vitale. Direi che il poeta vuole minimizzare la sua raccolta, da intenso canto a futili arpeggi. Antonio, nell'abbondanza della sua produzione, può mostrare un'interpretazione ironica che sminuisca la forza dei suoi versi, ma noi glielo concediamo soltanto perché ha scritto molto e quindi gli concediamo così questi rimedi. Antonio è un poeta appassionato e innamorato della vita, che cerca nel fondo di pozzi dimenticati acqua sorgiva, per mostrare che l'amore è una musica continua, che sa sorprendere
e che non si ferma se non per cedere al ricordo la struggente malinconia di chi non c'è più. Spunti di poesia si raccolgono dalla quotidianità o da qualcosa sfuggito e forse banale, ma per il cuore è memoria di sentimento. Il poeta approda nel profondo strato del suo essere e trova desideri, volti, immagini che si appropriano di parole, le mescolano, le agganciano in modo inconsueto, sotto la spinta di lampi luminosi che uniscono il sentire e la sua emozionale forma. E il canto diventa gioco che afferra il presente e il passato per miscelarlo in nuovo pathos. Quanto leggiamo diventa scenario su cui seguiamo le parole della storia, la rielaboriamo rimanendo soggetto che anima l'inconscio. Vivacità, parole folgoranti, legami azzardati, un'esuberante varietà che colpisce e intriga. L'eros è il sottile filo che entra nella scena lasciando alla mente la creatività e lanciando messaggi per una ricerca oltre sensuale, oltre che sessuale della persona. Tutto si svolge con la forza dell'attrazione, che è pur sempre psichica e che del corpo fa oggetto mentale di piacere. La fisicità è sublimata dal desiderio e tutto è un incanto che parla d'amore senza mai nominarlo. Le poesie camminano in spazi inesplorati, dove lemmi ricercati e poco usuali cercano di sorprendere il lettore per contagiarlo di entusiasmo. Ho voluto un po' sottolineare di tutte le poesie che abbiamo letto così qualcheduna che mi ha colpito, tipo Scherzo, no? Scherzo, la prima poesia che abbiamo letto con la falce. La poesia è breve, incisiva, ogni giorno è prezioso perché fugge dalla falce che sta ad attenderlo con il suo ghigno. Il tempo corre e la falce minaccia perché in attesa di colpirlo. Gli anni trascorsi tolgono leggerezza al tempo, lo rendono minaccia di morte. E per difendersi c'è solo il verso, balbettato, che riempie di spazi il domani. Poi c'era anche l'altra poesia, Eppure, che è un po' la storia, tutta la storia del poeta. Qui c'è il racconto della vita, dal liceo, seguendo i passi importanti, le date, i momenti di gioia e dolore. La morte della sua amata ferma il tempo e annulla ogni entusiasmo, ogni sguardo verso il domani. Per spegnere il senso del passato, cercare, anche se per gioco, di tagliare il vecchio e fermare ogni vertigine da smarrito senso di sé. Perché purtroppo, no? Spesso il passare degli anni ci dà la vertigine del tempo passato e ci troviamo in bilico. E poi c'è dentro la poesia, per ritornare un po' al tema iniziale, qui viene descritto tutto il processo creativo, penna stregata dall'incanto del pensiero. E il poeta è alla ricerca di un altrove, in cerca di un sussurro che anela ad un abbandono. Poeta inquieto per l'attesa, proteso, come filo di aquilone o clown, cadenzando l'infinito. Mi piace ripetere gli ultimi 3 versi che sono bellissimi. Fare poesia è attingere chimere, ipotesi di azzardo e di speranze, con ritmo serrato oltre il silenzio. E questa è la mia lettura del libro di Antonio Spagnolo. Grazie.
Se molto poi bello. vuole leggere un'altra poesia. Così. Puoi leggere un'altra poesia? Ancora? Sì, Per dai. concludere, perché il tempo stringe, ma io penso che gli ascoltatori siano tutti disponibili ad ascoltarla e preferiscono certamente sentire dalla sua bocca, dalla sua voce, una poesia scritta da lei. Furore. Il guanciale rubino proietta immensità in cui specchiavi candidi sprazzi di fragorosi argenti. Avvinghiato alle incognite del sogno, ti propongo un ritorno a colpi d'ascia di quel ferro colmo di cobalto che legava le caviglie. Svelarti il frastuono del respiro e scrigno di percezioni indiscrete, di sillabe a sgambetto fra le stelle, dell'incoscienza che scorga dal diniego. Si smorza la malia e non ci sei. Un arcano furore imbriglia nuovamente le mie vene. Va bene? Sì, bene. Ho letto il libro e sono veramente tanto belle le poesie, sono tantissime, sono bellissime, stupende. Solo una curiosità, lei si è dilettato anche a dipingere per caso? No, perché però amo molto la pittura, perché un ottimo pittore è stato mio padre. Io ho la casa che è un atelier di quadri lasciati da mio padre, che anche lui era medico, molto quotato e bravo, veramente bravo pittore. E la pittura mi ha sempre interessato, mi ha sempre seguito e la continuo a coltivare come arte da seguire. C'è una poesia che lei ha composto, Fusioni nell'arte, dove si dice praticamente che lei ama tanto qualsiasi tipo di espressione dell'arte, tipo la scultura, il disegno, la pittura, perciò le chiedevo. Comunque abbiamo saputo anche qualcosa in più stasera da parte dello scrittore, del poeta Antonio Spagnolo. Io so che il tempo stringe e che io avrei pure voglia di leggere qualche altra poesia, però il tempo è quello che è a nostra disposizione. So che il regista, il nostro caro Donato, deve andare via e quindi io ringrazio infinitamente il nostro poeta Antonio Spagnolo, che si è prestato ancora una volta, la seconda volta ad essere intervistato. Spero che ci sia ancora un'altra volta, un'altra possibilità nel tempo di rivederci un'altra volta, e ringrazio anche Maria Rita Bozzetti, la poetessa che l'ha intervistato, e ringrazio tutti gli ascoltatori che si sono messi ad ascoltare questa nostra trasmissione. E cosa dire? Alla prossima puntata, alla prossima, e buona estate e buona salute. Grazie. Questo invito a questa intervista è capitato manco a farlo apposta come un augurio, perché domani è il mio compleanno. Domani ne facciamo 93. Auguri. A domani. A domani. A domani. Vai. Allora. Arrivederci e grazie a tutti, e grazie soprattutto al poeta. Arrivederci e buona serata a tutti. Buonasera. Ninna nanna ninna na, ninna nanna resto io ma cado scorrere in da gara quando non riesci a dormire.